sono 8 minuti dopo le 8, anche con qualche minuto di ritardo. Buongiorno Taranto, ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione e la musica di Cittadella. E allora cominciamo subito oggi a entrare nel vivo degli argomenti. Parliamo di Giochi del Mediterraneo e parliamo degli impianti che sono ancora, diciamo, in costruzione al photo finish. Ieri un appello lanciato da Confartigianato. Sapete che il grande nodo della vicenda è non solo, diciamo, il cronoprogramma, ma anche la gestione di queste strutture dopo la manifestazione sportiva. Si parla di grandi federazioni, ma ieri Confartigianato ha lanciato un appello affinché nella gestione di queste strutture siano coinvolte anche le imprese locali. E proprio di questo parliamo con Giovanni Palmisano, presidente di Confartigianato Taranto. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a lei. Allora, Presidente, si parla di grandi federazioni, si parla di strutture significative, però ecco, il vostro appello in qualche modo chiede di non mettere da parte, di non abbandonare il tessuto sociale, il tessuto locale soprattutto. Assolutamente, perché dobbiamo pensare che sono strutture importanti, tra l'altro, che resteranno sul territorio, che bisogna anche poi mantenerle attraverso una gestione di manutenzione, impiantistica, pulizia, tutto quello che serve per mantenere le strutture in piena efficienza. Avete chiesto di inserire, diciamo, di andare sul modello del CIS, se non ricordo male, l'articolo 9. Sì, l'articolo 9. Che cosa prevede? Sì. Prevede appunto che vengano coinvolte le aziende locali, perché da qui poi si vedrà l'efficienza territoriale, ovvero lasciare il lavoro alle aziende appunto del posto, del luogo. Non solo la costruzione. Le aziende del luogo sono nelle condizioni di poter mantenere o comunque di contribuire al mantenimento di queste strutture? Perché a volte, diciamo, la sensazione che emerge è anche quella che in qualche modo si stia un po' col cappello in mano, ma in realtà non ci si metta nelle condizioni di poter diventare protagonisti di queste sfide. Allora, certamente, diciamo, la realtà dei fatti è che la nostra comunità, la nostra realtà non ha grandi strutture, parliamo di alberghi, di strutture di un certo livello, e magari molte aziende sono rimaste un po' così nel piccolo, però ciò non toglie che ci si può organizzare poter gestire appunto questa tipologia di impianti. Qual è la sua speranza nel coinvolgimento delle imprese da un punto di vista proprio concreto? Che cosa potrebbero essere chiamate a fare le nostre imprese? Abbiamo detto prima, sono strutture che hanno bisogno di molta manutenzione, quindi a livello appunto di impiantistica, anche la stessa pulizia di queste strutture, no? Quindi occorre come tutte sono delle aziende, poi alla fine bisogna mantenerle in un certo modo. Allora, l'appello è partito solo ieri, ma ha avuto già qualche primo riscontro per caso, o confida, diciamo, che qualcuno, diciamo, possa rispondervi a breve? Noi abbiamo già avviato un percorso con il comune e quindi con loro abbiamo già aperto appunto un percorso. Presumo che non sia solo il comune, bisogna anche interfacciarsi con altre realtà della nostra città. Io per esempio ho pensato anche di far coinvolgere l'università, il Politecnico. In altre città universitarie il CUS, che sono i centri universitari sportivi, si interessano anche della manutenzione della struttura stessa, della manutenzione di queste strutture, dove coinvolgono non solo gli studenti universitari ma anche la cittadinanza. E allora, chissà che magari qualche modello positivo non riesca ad adottarlo anche Taranto. Intanto grazie a Giovanni Palmisano di Confartigianato Taranto per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.
Noi adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Quando torniamo vi raccontiamo le ultime novità di una città che oggi deve fare i conti con il giuramento della Marina, ma non solo. Oggi vi racconteremo anche di una notizia di cronaca particolarmente significativa venuta a galla nelle scorse ore, quindi mi raccomando restate con noi, vi lasciamo in compagnia di Fulminacci. Le 8:25 il nostro rewind, e anche noi torniamo un po' indietro nel tempo per parlare di una vicenda che ha tenuto banco per tanto tempo a Taranto. Vi ricordate il processo agli 8 autisti dell'AMAT accusati di aver abusato di una ventenne con disabilità psichica a bordo dei mezzi dell'AMAT? A gennaio scorso sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste. Nelle scorse ore sono state depositate però le motivazioni della sentenza firmata appunto dal collegio di giudici, che hanno sostanzialmente raccontato che gli atti sessuali con la ragazza disabile sui bus dell'AMAT di Taranto ci sono stati, ma non è emersa la prova che la giovane sia stata costretta a subirli, e questa in estrema sintesi quanto contenuto nelle 24 pagine di motivazioni e che hanno spinto i giudici a assolvere, quindi scagionare gli 8 autisti che erano accusati di questi fatti avvenuti tra il 2018 e il 2019. E i magistrati hanno spiegato che se da un lato le dichiarazioni della vittima riscontrate dai risultati delle intercettazioni confortano in parte la tesi della procura sotto il profilo della sussistenza della materialità della condotta contestata agli imputati, dall'altro le stesse dichiarazioni non avvalorano con la necessaria certezza la sussistenza dell'elemento della coartazione della volontà. Per dirla in maniera più semplice, per i magistrati in sostanza durante il processo sono emersi elementi che dimostrano come quegli atti sessuali a bordo dei mezzi dell'AMAT ci siano effettivamente stati, ma non possono essere considerati abusi o violenze perché la vittima non ha mai dichiarato di essere stata obbligata, o quantomeno non ha mai espresso ufficialmente il suo no alle avance di questi uomini. Nel suo racconto in aula la ragazza, che lo ricordiamo all'epoca aveva 20 anni e alcune di complicazioni psichiche, è apparsa spesso in difficoltà rispetto alle domande che le parti hanno posto e in molti casi ha esitato a rispondere e talvolta non ha risposto affatto. Anche la psicologa consulente della magistratura che è stata ascoltata in aula ha detto che di fatto non ha mai ha provato imbarazzo ma non ha mai dichiarato di essersi opposta a quegli atti. Per i giudici quindi quei fatti, così come emersi dal processo, non costituiscono un reato, ma resta, scrivono i magistrati, il contesto di deplorevole moralità, specie ove riferita a soggetti che svolgevano un'attività al servizio della collettività. Si è trattato certamente, si legge ancora nella sentenza, di condotte deprecabili per il contesto di luogo all'interno di autobus adibiti al servizio pubblico e di tempo, un paio d'anni, in cui sono state perpetrate quelle condotte che suscitano un concreto sdegno sotto il profilo etico, ma che non integrano sotto il profilo materiale il reato contestato dalla procura. Insomma, una vicenda particolarmente controversa che però da un punto di vista giuridico si è chiusa con l'assoluzione degli imputati in primo grado. Ora bisognerà valutare naturalmente se la procura deciderà di presentare appello contro questa sentenza oppure no. Noi ci fermiamo un attimo per un po' di musica. Quando torniamo invece cominciamo il venerdì leggero, anzi leggerissimo, cominciamo con Claudio Petrone, quindi al momento vi farà compagnia Lenny con Told Ya, la nostra new hit delle 8:30 che dà il benvenuto e il bentornato. Claudio Petrone, buongiorno Claudio. Buongiorno people, come stiamo? Bene, stanchi ma tutto bene, insomma venerdì un po' di stanchezza arretrata, però va bene. Come diceva qualcuno in un'altra radio, oggi fa un cazzo di freddo, ragazzi, mamma mia. Ti sei presentato a mezza manica. La Filippa, perché ho fatto il cambio di stagione, ovviamente. Già fatto? Sì, non c'è più niente. Io non ho ancora fatto niente. È lana questa, eh? Ti giuro. Lana dozzinale, ma lana. Sì, la dozzinalissima, figurati. Allora, devo dire, francamente... Aspetta, com'è andata questa settimana? È stata una settimana colma di belle sorprese.
di tante cose belle Anche da perché fare. noi non ci vediamo in realtà da 2 settimane, perché io venerdì scorso non ci sono stato. Esattamente, abbiamo fatto una bella trasmissione venerdì scorso. Bene. Con dei bei collegamenti con Enzo Ferrari. È andata bene, dai, la settimana. Sei contento, insomma? Sì, ho giocato a tennis. Cittadella soddisfa ancora le tue, aspettative. Ho lavorato il mio lavoro vero. E sì. Poi ho detto, ho giocato a tennis, oggi gioco di nuovo a tennis. Conosco uno sfidante, credo. Con lui ho giocato già. Con Vincenzo? Sì, con Vincenzino. Dico, mio migliore amico, lo dico, insomma. Mi ha fatto certe palle corte. Sì, ormai io sto succhiando dalla vita e chi di ha vinto? Sto succhiando dalla vita Sì. di Casul. Mi rubo il programma, mi rubo gli amici. E vuoi venire a casa a mangiare da mia mamma, ma non ti presenti mai? No, ma non mi invita. Questo ho fatto non ne hai vecchio. bisogno, cioè, tanto vecchio non si usa così, cioè, te lo volevo dire. Vengo con il cabaret di dolci, Sì, mi presento, ok. busso e mi fate entrare. Allora, sono successe un sacco di cose questa settimana. Sì, direi. Ci sono un sacco di notizie. Noi non abbiamo preparato niente oggi in radio, No. non c'è una scaletta vera No. e propria. Parleremo di tante cose. Sì, esatto. Domani è il 25 aprile ed è forse anche più del Natale il giorno più importante del calendario. Pensa quanto ci unisce questa cosa, capito? Esattamente, ci unisce, oltre il programma radiofonico, ci unisce l'essere antifascisti. Assolutamente. Lo possiamo dire a gran voce. Lo che dobbiamo siamo dire a gran voce. Antifascisti. E per sobrietà abbiamo deciso di non Questa era mettere quella dell'anno scorso. nessuna canzone. Niente. Sul 25 aprile abbiamo deciso di farlo questo. Però Perché decidi sennò- di raccontarla. Esattamente, e siamo al terzo esattamente. Mia moglie si incazzerà perché dice che dico troppe volte questo avverbio. Allora, leggendo. Però prima del 25, prima di domani, c'è Sì. oggi. Allora, oggi io stavo arrivando in ritardo perché, come i cittadini di Taranto sanno, Taranto è pedonale in questi giorni, Sì. in onore, credo, della Marina Militare. Sì, esatto. E, c'era una fila dalla rotonda del lungomare quasi a Piazza Ebalia dei parenti delle reclute. Sono già in fila. Erano già in fila alle 7:30. Belli miei. E c'era una tramontana Di cui, bellissima, capito? una Filippa che tagliava le facce. E Quindi arriveranno vivi la metà praticamente, riusciranno a trovare posto sugli spalti alla rotonda. Sì, peccato, c'erano anche dei bambini infreddoliti, che Mamma poi mia. è una cosa anomala questa, perché di solito quando c'è il giuramento fa caldissimo, ci sono svenimenti, acqua che viene data ai presenti. Lo so, Invece- io l'ho fatto, diciamo, io ho giurato più volte. Ah, è vero, perché Casula è stato anche militare. Sì, esatto, e devo dire la verità che se non muovevi i piedi, le dita dei piedi nelle scarpe, come si suol dire, azzoppavi a terra, capito? O vadi all'Ilva o militare. Esatto. come dice il Grande nostro Zac. Zagalicious in the heart. Zaccheo del cuore. E quindi è stato un po' difficile abbandonare il centro, ma è stato stupendo vendere il posto auto di via Anfiteatro a 250 euro. Chi l'ha comprato? Senti, una signora mi ha detto quanto vuoi? Io ho detto, signora, quanto mi dai? E lei ha detto 250 euro, bastano. Me li sono presi. E cioè, come dire, Arriva non il è male weekend. ma comunque guarda che tu scherzi, ma ci sono quelli che per sopravvivenza urbana tolgono la macchina, mettono la moto, a volte mettono, hai presente il carrellino del supermercato, cioè ci sono un po' di situazioni veramente al limite proprio del sopruso, Che cosa è accaduto? All'inizio della settimana abbiamo Sì. scoperto che c'è un'indagine della Procura della Repubblica di Milano che ci racconta di sesso e samba, di sesso e calciatori anche, secondo quello che abbiamo letto sui giornali. Appena ho detto sesso e samba, dalla regia Gisberto si è preoccupato, pensavo che dovessimo fare un lancio di un pezzo. Invece sesso e calciatori, e infatti ci sono anche dei nomi che circolano, alcuni calciatori che hanno fatto delle interviste, hanno lanciato dei post dicendo io non c'entro nulla, io non sono coinvolto in questa faccenda, in questa vicenda. Allora, la cosa che lascia un po' perplessi è che se è vera questa circostanza dei calciatori, che ancora ci sia necessità di
far sì che insomma i rapporti siano a pagamento da parte anche di persone che probabilmente non avrebbero questa necessità. Non lo so, il meretricio è un mistero. No, non discuto questo, ma che diciamo solo perché siano calciatori non ne abbiano bisogno, non lo so. Appunto dico, essendo il mestiere più antico del mondo, dicunt, è un mistero che sia ancora in voga. E a proposito di sesso, ho letto una notizia particolarmente interessante. È nato un preservativo che non senti. Perché c'è questo, so che a te interessa molto l'argomento. Il preservativo che non senti, il materiale esclusivo dà una sensazione pelle su pelle mai provata prima. Ok. Ma voi mi direte, ma perché dobbiamo parlare di Goldoni di venerdì? Perché Carlo Goldoni. Carlo Goldone. Certo. Perché è importante anche non parlare sempre di argomenti, a mio avviso, e poi certo. Probabilmente Radio Cittadella. Io non ho capito come sei arrivato dal sesso al Goldone, dai calciatori, ma loro usavano questo prodotto o sono testimonial che di calciatori ed altri, chi è coinvolto in questa storia, chi faceva sesso a pagamento, se questa cosa sarà accertata da una sentenza definitiva primo, secondo e terzo grado, usassero quantomeno i preservativi. E quindi leggendo ho visto innanzitutto che, a proposito, il mercato dei preservativi è un po' in difficoltà, perché a causa della guerra, così come è aumentato il gasolio, così come è aumentata la benzina, è aumentato anche evidentemente il lattice, e quindi i prezzi dei preservativi stanno alle stelle. Ok. E chissà quanto costerà questo preservativo, che è fatto in un materiale molto interessante, cioè che non dovrebbe essere lattice, ma è una roba tipo il neoprene. Ma oltre ad essere super sottile, Ciccio, è anche in odore. Quindi ricordi quando utilizzavi la banana? Esatto. Non ho detto esattamente. Esatto, quando tu utilizzavi il preservativo alla fragola, alla banana, cioè usavi, cioè nel senso che solo compravo per fare scena. Sì, e per fare odore probabilmente. Probabilmente. No, ma sapeva o odore? No, guarda, non sono mai entrato. Oggi ho provato a fare la gingomma una volta, a fare i palloncini. Io posso fare di tutto oggi con Francesco, perché è andato a letto tardissimo. È vero. E quindi altro argomento molto interessante. Aspetta, posso parlare anch'io di questo argomento? O vai tutto tu? Del preservativo? Esatto. Appunto, tu quali usavi? Non mi ricordo, compravo di corsa le confezioni da Trea, il distributore automatico. Ma i primi tempi tu andavi in farmacia, stavi una mezz'oretta e poi alla fine. Stavo alla farmacia, stavo là così, capito, tutto teso. Alla fine ti ricordi i distributori automatici fuori là, e poi la cosa peggiore che mi capitava, che passava la vecchietta e ti guardava tu. Sto depravato. Quando invece i preservativi dovrebbero essere regalati. Anche Michael mi fa con la testa che do. Dovrebbero essere regalati ai giovani per tutta una serie di ragioni che non dobbiamo qui approfondire. Una domanda però te la faccio. Però vanno regalati e vanno utilizzati. Usiamo il preservativo. Detto questo, tu tutte queste storie come le hai affrontate in casa con i tuoi genitori? Beh, se tu conosci mio padre, puoi immaginare che ti ha parlato per anni. No, che è stato lui a darmi i primi preservativi. Sai che io una volta ci ho provato con mio padre. Papà, forse non te la ricordi questa cosa, ma te la ricordo io. Una volta gli ho detto a mio padre: papà, mi servirebbe se non correvo prendevo un calcio in culo di quelli strepitosi. Ho fatto il corridoio. Mio padre mi ha insegnato tante cose belle, tra le mio quali. Mio padre era vergognosissimo, cioè lo è ancora, quindi. Tra le quali non essere vergognoso ed essere forse anche un po' tanto avanti, però ne abbiamo parlato da sempre di queste problematiche in famiglia. Devo dire che invece mio papà era proprio, cioè, timidissimo di suo, poi parlare di questo argomento per lui era proprio tabù, capito? Rocco Casalino si candida al comune di Ceglie Messapica. La so. Ed è un peccato avere la residenza a Taranto. E tu andresti a votare Rocco Casalino? Sì, peraltro Ceglie Messapica. Tipo propaganda live. No, com'era la sigla di Grande Fratello? No, quella è Beautiful. Quella è Beautiful, era venuto in mente pure a me, ma è Beautiful. Dicevo Ceglie Messapica insieme a Cisternino. Sì. Che poi si dice Ceglie Messapica o Ceglie Messapico? Ceglie Messapica. Dipende da chi lo dice. Ah, sì, questo anche. è come Taranto Vecchia e Taranto Vecchio. No, cioè, eccola.
comunque, diciamo, ecco. Accademia della Crusca consiglierebbe la A. Abbiamo un grandissimo pezzo adesso che sta già per arrivare. No, in realtà stiamo per andare in pubblicità, Club. 8:45 è sempre quel quarto in cui andiamo in pubblicità e poi c'è un pezzo che noi disannunciamo. Stavo dicendo che sta per arrivare, stavo dicendo dopo la pubblicità, esatto. Che è un rewind, o come direbbe Vasco, Che stai rewind. Stai annunciando il pezzo o lo disannunciamo quando... No, è una sorpresa, però si balla anche un po' all'indietro, anche un po' laterale. È un ballo di gruppo, è una magarena, Lo scopriremo. Vuoi lanciare la pubblicità? Signori e signori, ecco a voi Cisberto che ci manda la pubblicità. Il giro di basso famoso forse come I'll Be Missing You, uno dei giri di bassi più iconici degli anni 80, e quando avete visto questo video, non so se anche voi come me avete pensato un po' a una poltrona per due, cioè io vedo quel garage là sotto, io ho pensato subito a Dan Aykroyd e a Eddie Murphy. Era Bad di Michael Jackson, pezzo che abbiamo ascoltato perché Claudio Petrone, protagonista come sempre dell'Eco dei Social, vuole raccontare un po' questo film, questo biopic appena uscito sull'autore di Thriller, Heal the World, insomma pezzi della musica mondiale. You are not alone. You are? Not alone. No, I don't ricordo. You are not alone. Ah, You are not alone. Cioè, che non era, diciamo, l'inno del Liverpool. No, You're never walk alone. Antoine Fuqua, credo che si chiami. Il regista. Uno dei miei registi preferiti, perché è il regista e il produttore di 2 film. Ma l'hai appena scoperto? No, assolutamente. No? Parliamo di colui il quale ha creato Sentiamo. The Equalizer e Attacco al potere. Attacco al potere è fighissimo. Io esco pazzo Tanto quando ci sono l'hanno mandato in onda qualche sera fa. Sì, ma poi ne mandano, siccome ce n'è Attacco potere 1, 2, 3, Equalizer 1, 2, 3, e io li vedo a ripetizione. A manetta e poi ho scoperto, ma noi dobbiamo aspettarci che salti qualche palazzo così e esplodi un po'. Speriamo di no, già ieri c'è stato un allarme bomba. Infatti in Piazza Immacolata. In Piazza Immacolata della Vittoria, scusate. E ha fatto anche Training Day con Denzel Washington. Bello, lui è il poliziotto corrotto, il poliziotto giovane, figo, sì. Molto bello. Allora, questo film, innanzitutto diciamo che Jafar Jackson, certo, che è il nipote di Michael Jackson, è il protagonista di questo film. Ok, interpreta lo zio? Lo zio Michael, lo zio Michele. Lo zio Michael. Ed è un attimo a Vetrana. Direttamente da Vetrana, lo zio Michael. Vabbè, non ti perdere. E quindi le recensioni. Allora, questo film c'era grandissima attesa perché come hai detto prima, un biopic che segue quello dei Queen, Rocketman, Elton John. Tutti questi film, cioè un po' di revival, ma perché c'è stata una grande attesa? Perché doveva uscire nel 2023, nel 2022, nel 2024. Alla fine sta uscendo. Perché finalmente non riusciva? Perché c'erano stranamente delle problematiche sulla produzione, ma ho studiato perché pare che sia stato fatto un po' di taglia, perché sembrava quasi un musical e quindi volevano dare anche spazio alla parte parlata. Attenzione, pare che tu stia prendendo un terreno minato, perché dalla regia c'è Michael che appunto, diciamo, è un grande fan, nonché di zio Michele. Sì, esatto, di zio Michele Jackson, e lui dice insomma, che cosa ti perplime, Michael? Sentiamo. Il film ha avuto dei problemi di produzione perché? Erano arrivati anche a raccontare, dice Michael, la parte in tribunale. Perché c'è stata una parte in tribunale? Di cui Casule è ignaro. No, non la sapevo, ragazzi. Quello cioè, appena guarda che l'hai tirata fuori tu sta roba. Allora. Attenzione. Allora. Attenzione. L'hai tirata fuori tu sta roba, perché dovete sapere che nel fuori onda ho detto io, ma speriamo che abbiano raccontato quella storia sui bambini, sui ragazzi. Vuole cominciare, pesantone. L'hai tirata fuori tu sta roba. No, ma la cosa assurda è che io faccio l'avvocato, esatto, e chi vuole parlare di questioni giudiziarie e giuridiche è Ciccio Casula. Ma non voglio parlare di questioni giudiziarie. C'è una fissazione con la giudiziaria. Non è vero. Devi stare tranquillo. Okay. Vedi reati ovunque, vedi processi ovunque. Vedo anche figure di merda ovunque. Siamo tutti bravi, siamo tutti buoni. Siamo tutti bravi. Non esistono così. Valigette. Non esiste niente. A che fai riferimento? Quali valigette? No, dico in generale. Dico, siccome sono, ma non si usano più le valigette. Dico, sono cose giornalistiche. Okay. Non c'è nulla. Non è l'eco dei social. Non è l'eco dei social. Poi dicevamo. Vabbè, comunque dice che ci sono state queste problematiche. Sì. Insomma,
però è un filmone, va visto. Come lo sai? L'hai visto? Ho letto le recensioni, lo vado a vedere questa sera alle 20. Chi vuole farsi un selfie con me può venire certo. al cinema Già me lo vedo il cinema così, capito? Pieno. Mascello di Cristiano in una fila. Tutti quelli che stanno in fila stamattina al giuramento poi si spostano al multisala, al Savoia, fino a Via Dippa dall'Arsenale. Scusi signora, dove veda Petrone? A proposito, no, Petrone. Petrone. No, che la foto di Michael Jackson. Esatto. Zio Michele. A proposito, sì. Domenica scorsa ho incontrato Checco Zalone. Ho visto la foto. Sì, ho incontrato Checco Zalone. Dove? Che ha una festa privata e c'era anche Checco e Luca, infatti sulla foto di WhatsApp, non sul post, cioè sul post ho messo proprio Luca Medici e è stato molto carino perché secondo me lui sapeva che ci sarei stato anch'io e si è vestito come me, aveva lui una camicia. Tra l'altro, diciamoci la verità, un po' separati alla nascita, però se andiamo a vedere la fama, non parliamo sempre di soldi, quello guadagna, la fama, non colleghiamo sempre al denaro, se andiamo a vedere la fama, ve la giocate. Sì, siamo allo stesso. Se poi dovesse aver bisogno di una controfigura, io te l'ho detto, cioè ve la giocate proprio, è proprio. Poi siamo quasi simpatici uguali. Sì. Posso raccontarla questa? Ho detto Checco sempre perché da passivo aggressivo. Certo. Io ho detto Checco, c'è mia moglie che vorrebbe farsi una foto con te. E lui ha detto fallo vedere, chi non la conosce tua moglie, numero uno. Checco. Io gli volevo dire se vuoi te la dono, però non rinuncerei mai a mia moglie, mai a Federica, mai. Salutiamo Federica. Ciao, che ha detto che funzioniamo nonostante me, nonostante Casula. Capito. So cose che invece tua moglie, che mi vuole più bene rispetto a quanto te ne voglia mia moglie, ha detto quanto siete due cretini con riferimento immagino ai preservativi. Non lo so, ha lanciato questa perla così, me l'ha offerta così. Elena, ci vediamo da Lucrezio oggi pomeriggio, così facciamo la spesa. Sì, vedo qui. Oggi un sacco di pubblicità. Tanta gioventù. Siamo in chiusura? Sì, siamo esattamente in chiusura. Ciccio deve fare, Francesco Casula deve fare. No, non un annuncio. Volevo ricordare solo innanzitutto l'appuntamento con il nostro TG alle 14 sul canale 94 del Digitale Terrestre, e poi ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando che se hanno voglia di segnalare disservizi, problemi, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, possono scrivere alla nostra redazione alla mail segnalazioni@cittadella.tv.it e al WhatsApp al 339 680 688. Naturalmente saranno fatte le nostre valutazioni, le verifiche del caso su privacy e veridicità delle informazioni, e poi non dimenticate magari di allegare foto, video e tutto quello che può servire per inquadrare bene quello che ci state segnalando. Che cosa adesso ti sta prendendo? Ho un minuto, Gisberto. Non ce l'hai un minuto, sono le 9 secondi. A proposito di social, gira un video di Sandro Pertini, del nostro grande presidente, che con riferimento al 25 aprile. Al 25 aprile, al fascismo e al suo essere antifascista, ricorda come Voltaire diceva: posso non condividere un tuo pensiero, ma sarò pronto a morire perché tu possa difenderlo ed esprimerlo. E andando avanti ci dice che lui era disposto che Pertini era disposto al dialogo, alla democrazia con le altre fedi politiche. E quindi anche con la fede politica fascista, gli chiede il giornalista. E lui risponde: il fascismo opprime le fedi politiche altrui, è l'antitesi della fede politica. Ciccio, sempre antifascisti. Sempre. Grazie a tutti, ci vediamo lunedì e mi raccomando, buon 25 aprile.